andata bene, è stato un anno difficile, eravamo per non dire salve prima, poi è successo il ritiro dell'Ajax che ci ha penalizzato un po' anche a noi e anche altre squadre. Il regolamento secondo me è stato sbagliato, non do la colpa all'Ajax perché non è corretto, possono succedere incidenti di percorso, andiamo avanti, poi alla fine ce l'abbiamo fatto, quindi oggi bisogna parlare di festeggiamenti. Mi dispiace che è successo con una squadra argentina, è bello giocare i derby, purtroppo una dei due doveva retrocedere. Naturalmente una partita carica di tensioni, carica di momenti veramente difficili e poi risultanza al triplice fischio. Intanto voglio ringraziare i ragazzi perché hanno fatto una partita da elogiare con grande orgoglio, hanno messo a cuore la quinta e sul risultato finale ritengo che ce lo siamo ampiamente meritato. Poi voglio dire che l'epilogo di questa stagione non doveva essere questo, perché in quanto nel girone d'andata ci tenevamo che eravamo quasi in procinto dei playoff, poi forse un parlamentare abbiamo subito questa decurtazione dei punti e psicologicamente la squadra un po' è scemata, ma comunque ritengo che nell'economia globale del campionato abbiamo ampiamente meritato la salvezza. L'unico rammarico è per il Licata, che mi dispiace perché è sempre una compagine vicentina, è un blasone storicamente, e quindi è un dispiacere solo perché è andata un'eccellenza. Castrum Favara rimane in Serie D e già si prepara per il prossimo anno, oppure è meglio respirare e goderci un po' questo momento, Presidente? Intanto ci godiamo questa vittoria, ora in settimana faremo un'altra riunione, vediamo dopo i festeggiamenti, vediamo di cercare di iniziare di nuovo. Partendo abbiamo detto ai tifosi di darci la curva, la prima cosa che dobbiamo fare prima dell'iscrizione dobbiamo sistemare la curva. Ai tifosi ci eravamo presi un impegno, quindi prima di tutto va sistemata questa faccenda e poi andiamo avanti con le altre cose. Queste partite si presentano da sole. Io intanto devo dire che a me dispiace tantissimo che due agrigentine hanno dovuto affrontarsi e quindi una delle due doveva fare questa fase di questa finale per giocarsi la categoria, e quindi spero che il Licata più presto possa ritornare in quella categoria dove sta tanti anni, perché è una piazza importante, lo merita. Purtroppo il calcio toglie, dà. Oggi è toccato a noi un episodio favorevole finalmente dopo tante sofferenze, ma io ci ho sempre creduto. Ritorniamo sul campo, una squadra decisa, una squadra che fin da subito ha fatto capire che Castrum Favara voleva rimanere in Serie D. Ma io su questo non ho mai avuto dubbi. Ripeto, il calcio è questo. Ci sono situazioni che durante l'anno ti fanno capire tante cose, e quando poi succedono delle cose negative è lì che dobbiamo capire un attimo di che passo siamo fatti, e non abbiamo mollato, il mister non ha mai mollato, i suoi collaboratori non hanno mai mollato, e quindi io ringrazio lo staff, il mister innanzitutto e i giocatori per questa salvezza che ce la meritavamo. Ma credo che per come è andato il campionato meritavamo la Serie D. Siamo stati sempre fuori dalla zona, malodiosa. Poi inutile dire quello che è successo, dai 6 punti tolti con il ritiro dell'Ajax, frutto di un regolamento scellerato, perché falsa di fatto un campionato, e poi una serie di circostanze negative dovute anche dei blocchi psicologici, come ha spiegato spesso il Bambino nelle interviste, e siamo trovati, ma se il pallone ha una sua logica, penso che oggi il Favara ha meritato una prestazione gagliarda, che ha avuto noi più occasioni. Mi dispiace che si è vissuto un clima, è vero che c'è un derby, ma con gli amici di Capesi non ha avuto mai questione tra tifoserie. Ci è dispiaciuto che una finale di playout della quarta serie nazionale
doveva essere sospesa per una rottura di un rete, io credo che a Favara da 40 anni che segue il calcio non si è mai verificata. Il regolamento dice partita temporanea